Bella raga, ciao a tutti del comendone veneziano, siamo su Formula Legend, ricominciamo la stagione 68 perché adesso ho messo le mod sia per i nomi che per il livreo, quindi è tutto ufficiale, ne andiamo a vedere. Aspetta, mettiamo un attimo così, qua mettiamo perché sennò ciao, anche perché ragazzi ho dei problemi in questo gioco, di poco grotteschi. Eccole qua, macchine ufficiali, molto bene, eccole qua, belle come il sole, di notte. E queste possiamo vedere, intanto ho messo la stagione 68, appunto. Adesso per non fare un video troppo lungo, visto che volevo fare tutte e quattro le gare, vediamo di non mostrare le qualifiche, così cerco di concentrarmi un po'. Comunque andiamo con Chris Hammond. Qua non serve arrivare tra i primi 8, è già sbloccato gli anni 70, però vorrei fare una stagione dignitosa, ecco, almeno quello. Si comincia con la prima tappa del mondiale, Spa-Francorchamps. Raga, ottavo posto, però nessun altro ha fatto il tempo, quindi insomma un po' così, ecco. Andiamo. Vediamo di fare qualcosa di decente perché siamo scarsi. Siamo molto scarsi su sto gioco. La difficoltà normale con gli aiuti faccio veramente fatica. Questa curva è orrenda, lo sappiamo. Sono salvato. Però con il livreo ufficiale è bellissimo, eh. E siamo solo le prime mod, quindi adesso facciamo la stagione che facciamo, poi andiamo subito agli anni 70 perché le monoposto sono difficili da guidare, nonostante gli aiuti. Attenti anche alle penalità, che qua sono all'ordine del minuto, mamma mia. Ecco, sto già distruggendo la macchina, perfetto. Bisogna pitturare come, devi pitturare. In pochissimo ne ho fatto il tempo, vuol dire tante penalità in questo primo campionato della stagione 68. Questa mi fa paura a me. Qui a Spa. Dai fioi, dai. Prendiamo la scia. Devono migliorare però, cioè devono con la mod sistemare anche le 3 sigle della classifica perché è orrenda. A vedere così. La stiamo guidando bene, incredibile. Addirittura fucsia, però attenzione, ecco, mi sono gasato troppo e subito track limit. 78 le gomme, 84 l'olio, 87 la tenuta della macchina. Ricordo sempre che c'è anche GP4, siamo alla stagione flashback 1991. Adesso voglio tornare a pieno regime. Dai che stiamo andando bene. Non mi aspettavo questo inizio. Ho fatto un po' di prove, raga, ve lo dico perché era imbarazzante. Siamo con lo sterzo nuovo, con la patch, diciamo. No. Mamma mia, qua quando fai il contatto devi pregare il Signore. Ecco, a me dispiace che non uso questa visuale qua, ma non ce la faccio proprio a guidare così. Devo guidare per forza così. Attenzione, c'è ancora sole. Speriamo ci sia la pioggia, va. Insomma, situazione un po' così. Comunque rimaniamo settimi, lontano dai primi. Ma sono importanti anche le strategie perché basta un errore e silenzio. Non so quante volte ho forato, ho finito il carburante. Guarda, stiamo zitti che è meglio perché... non riesco più a prendere posizioni, però questo non è una cosa buona. Ecco, adesso sì. Non c'è... Vada. Il mignottone. Dai. 6th place. Buono, dai, questa non l'ho presa neanche male. Siamo a 5 secondi dal primo, quindi non siamo lontanissimi dalla vetta, dalla gloria eterna. Era dura vincere, vediamo quanti mondiali riusciamo a vincere, perché
No, per carità, magari comincio a prendere la mano e devo mettere anche livello difficile. Che tanti stravincono che è difficile, non so come, non è il mio caso, ma non mi interessa neanche. Guarda, Vardio, Vardio, Vardio. Tanto siamo quinti, però. Qualcuno va ai box. Io voglio solo capire il tempo, questo mi fa un po' paura perché se sbaglio... Guarda come le gomme cominciano a rompere i maroni. Siamo in terza posizione, zona podio. It's incredible. E che poi all'inizio giocavo non concentrato, pensando, vabbè, tanto, gioco tranquillo. I miei maroni proprio. Non è così. Adesso andiamo anche ai box, perché ho visto che quando comincia ad andare sul 3, dal 39% in poi le dura. Ho detto che se piove sono fottuto, detta proprio in un linguaggio elegante. Box, box, box. Vai. Hard e preghiamo. Hard e qua non mi devo sbagliare. Bravi. Ok, dai, non male. Io faccio fatica a ricordare i tasti dell'Xbox rispetto alla Play. Sosta rapida. Settima posizione. Vardio. Va. Ho rischiato veramente il bombone. 23 secondi dal primo è chiaro. Devo sfruttare le gomme messe bene e cominciare a macinare, speriamo. Perché il gioco è bellissimo. Dobbiamo imparare bene. Qualcuno ai box, qualcuno ai box. No. No, come no? Presa un po' lunga, quarti comunque. Mancano pochissimi giri alla fine. Livello carburante 50%. Adesso se piove non è un problema perché sono andati tutti ai box, credo. Questa l'ho presa molto bene. Infatti, miglior settore. Bisogna stare iper concentrati, però. Il podio non è lontano, eh? Per la vittoria ovviamente devo migliorare tantissimo, però perché siamo a livello normale, quello è. A livello normale però di essere messo un po' meglio. Due giri alla fine. Laps. Sarebbe bello portare a casa il podio. Ma siamo anche vicini al podio. I primi due sono irraggiungibili. Bisogna capire con le penalità. Stiamo macinando. Però i primi due hanno un ritmo veramente infernale. Il terzo, se indovino l'ultimo giro, lo possiamo anche pigliare. Dai, spingi, Puma, spingi. Bella. Siamo molto vicini, però non devo far cappelle. Perché qua con un errore rischi di perdere tutta la gara, eh? È un GP4 moderno, chiaramente con diversità mostruose su tante cose, però. Final lap. Final lap. Ultimo giro. Il podio le dura.
Dai però. Il podio non è minimamente impossibile. Perché ho anche paura di sbagliare. Carburante 25%, attenzione. Mi butto. No. No, 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 no. Era la cagata. Il cagatone, ovviamente. Abbiamo rischiato, ma forse il quarto posto ce lo teniamo. Quarti sicuro, da capire con le penalità. Vediamo se siamo riusciti a portare a casa il podio. Vedo la Ferrari, forse... No, non credo. No, cazzo, abbiamo vinto, incredibile! Non ci voglio credere, da quarti a primi. Madonna, si sono presi tante di quelle penalità indescrivibili. Alla fine andiamo a vincere, godo. In sta gara ho notato che sempre sono tante penalità, su altre meno, su queste è pazzesco. Boh, grande cosa. Qua stiamo sbloccando queste cose, bene. Prossima tappa, ci vediamo dopo le qualifiche, vediamo. Monte Carlo. 10° posto a Monte Carlo, dai, non male, è la prima volta qua, diciamo, che gioco con serietà, però qua prevedo pochi punti secondo me, anche perché le penalità qua questa non è gara da penalità. Beh ragazzi, Gran Premio di Monte Carlo, 10ª piazza. Questa la vedo un po' più dura, attenzione, ecco. Non proprio meravigliose queste curve. Aia. Dopo la vittoria incredibile di Spa, vediamo cosa combiniamo qua. Comunque un po' migliorando. No, stiamo migliorando un pochino, quello sì. Sono già in fuga i primi. Siamo sesti comunque, dai. Dai che va bene. Sfruttiamo tutto quello che è possibile. Mamma mia. Tanti incidenti. Dai raga, dai. Che nulla è impossibile. No. Questa è andata... 78% dei danni. Non ci voleva. Aia. 74. Che sbandata. Comunque questo tempo nuvoloso mi preoccupa. Anche la pioggia a Monaco, no, grazie. Guarda. Grazie. Però comunque la posizione l'ho persa. Ma i primi stanno letteralmente volando. La curva pericolosa è questa. Ahimè. Mamma mia, quanto l'ho rischiata. Perché vedo già un ritmo diverso. No, mamma mia, oh. Tanti errori davanti.
Sta uscendo il sole. Occhio, bravo. Dai. Stiamo guidando bene. Per i nostri standard siamo 50%. Ecco, questa non ci voleva, sto errore no. È duro a Monte Carlo, Gran Premio duro. Mamma mia, guarda quante cappelle che fanno. Chiaro che il gioco va ancora un po' sistemato, va livellato. Però è divertentissimo, raga, io lo consiglio a manetta. Dai, dai, dai. Qualcuno ai box. Non dare anch'io al prossimo. Cioè, a volte ero troppo lento in certe curve. Siamo secondi, ragazzi, anche grazie agli errori degli altri. Bella, questa l'ho presa bene. E sì, box, box, box. Aia. Vai, hard. Veloci però, ragazzi, veloci, veloci, veloci. Non capelliamo. Eccola là. Eccola là. Vai. Voglio stare sicuro col carburante e i danni. Però ho perso un po' di tempo sicuramente. Cos'è? Non ci credo. Non ci voglio credere. È successo il finimondo. Ma porca miseria. Questo è Monte Carlo, signori. Porca miseria. Ho perso tantissime posizioni ho perso. Dai che grazie. Dobbiamo pitturare qua. Porca miseria, ho perso 1207 posizioni. Forse non devo mettere troppo, ho perso troppo tempo col carburante e le altre robe, vabbè. Ormai è andata, bisogna recuperare in pista. Aia, aia, Dio. Porca miseria. Basta, gara andata. Gara letteralmente buttata via. Non ho parole. Questo è il bello e il brutto di sto gioco, che basta un attimo e perdi tutto. Se andare a punti sarà un'impresa, secondo me. Ma guarda che roba. La macchina è al 50% anche. Quindi molto danneggiata. È tutto per una sosta ai box troppo lenta che mi è costata. Sono costate molte posizioni e il bagarotto, come si suol dire. Adesso ovviamente non sbaglieranno più loro. Che cesso di gara. Era tutto perfetto. Peccato.
Sono lontanissimo, veramente, anni luce da tutti. Veramente un disastro incredibile. Dopo l'impresa di Spa, anche fortunato perché insomma tante squalifiche, tante penalità. Poi invece perdiamo punti a manetta, andiamo addirittura a 0 punti. Peggio di così non poteva andare. Anche sfortunati però, che abbiamo beccato una bagarre devastante. Una bagarre a tratti senza senso, ma purtroppo l'abbiamo trovata. Guadagno un'altra posizione, ma non basta non bastano per i punti. Non basta il 10° posto, neanche il 9° dall'8° mi sembra. Sto recuperando un po' adesso, ma è troppo tardi. Comunque, almeno sono tranquillo che vedo che il ritmo c'è, però basta poco per perdere la gara. Questo è anche bello da un punto di vista molto imprevedibile il gioco, però vaffanculo. 10° posto. Adesso vediamo un po' le classifiche. Questo è un 1968. Che vede la vittoria a John Searles. No, Deleccio prende un punto, scusate, sì, giusto. Coglionanza. Siamo secondi però a meno 4 dalla vetta. Ferrari dominano però. Andiamo alla prossima gara. Oh, ho sbloccato qualcosa, godo. Molto bene, molto bene, molto bene. La prossima gara dov'è? Monza con la pioggia, bene. Come era bagnato, ultimo posto in griglia, ma possiamo recuperare. Devo stare attento alla partenza perché sti qua sono dei pazzi. Vada. Ciao. Manco male. E adesso involiamoci. Siamo in lotta per il mondiale, non so come, ma siamo comunque ancora in lotta. 4 gare. Track limit subito. Non buona questa cosa. Allora vediamo se c'è ritmo per poter lottare per podio, per comunque posizioni importanti. Speriamo. Qui al Gran Premio di Monza. Dai, bella questa. Però vado fuori dalla traiettoria ideale. Niente, questa la taglio sempre, no good. Siamo sesti, ma già con 2 track limit. Bisogna capire se anche la CPU qua sbaglia. Speriamo di riuscire ad arrivare presto a mettere il livello difficile, cacchio, e lottare. Questo è buono però, bye. Qua andiamo molto meglio in gara rispetto a chi in qualifica. Bella questa, presa benissimo. Però mancano ancora tanti giri. Attento, non posso fare track limit continui perché sennò so cazzi.
Aiuto. Siamo in lotta per vincere, Fioi. Ecco, stai zitto, Kuma, siamo all'82% di danni. Manca ancora tanto, però. Ma la macchina c'è. Aia. Me lo sblocco. Ah no, già il terzo track limit. Ai ai ai. Da questo punto di vista, male male male. Però almeno adesso abbiamo ritmo. Stiamo un po' capendo come fare le curve. No, male, questa non l'ho presa bene. 48% le gomme, box, box, box. Qua la pioggia comunque sembra destinata a durare per tutta la gara, quindi non mi preoccupo molto delle condizioni meteo, teoricamente. Però attenzione. No, non sta smettendo, dai. È che stiamo girando meglio, però, Buono, buono. Siamo terzi, ma siamo in lotta. Box, box, box. Wet. E si gode. Dai ragazzi, ti prego, non sbagliare Come. Non sbagliare Come. Vai. Godo, godo. Attenzione. Siamo in lotta per vincere, non ci credo. E non vedo l'altra Ferrari, il Jack X. Il problema è proprio la spada di Damocle del track limit. Track limit brutto, che al prossimo è 1 secondo di penalità. Però per il resto ci siamo. Ricordo sempre difficoltà normale, però i miglioramenti sono importanti. Dai Kuma, bravo Kuma, bravo Kuma. Sta smettendo di piovere, però attenzione. Quindi variabile. Devo star zitto, devo stare. Quindi forse, attenzione, subito esce. Subito. Cambiano già le gomme. Sembra un po' presto, però. Guarda che insomma qua la transizione è anche veloce, però. Tanto torna secondo Jack X, forse qualcuno non era andato ai box, e allora se è così può essere anche pericoloso, perché se qualcuno ha fatto una sosta solo, so cazzi. No, forse no, non capisco. ...29... non sto perdendo per il momento, quindi rimango in pista. Forse adesso sto perdendo un po'. Dai, no, per il momento non sto perdendo, però adesso sì, adesso sì. Non troppissimo, però ho ancora bagnato qua, Sono andati molto velocemente loro, Adesso sto anche guadagnando. Io rimango in pista per il momento.
Vediamo se... ah no! Track limits. Track limits. Questo è pesantissimo. Attenzione però alla percentuale delle gomme, perché adesso si rischiano veramente di bruciarsi. $50. Però il prossimo non lo so, non so cosa fare. 45. Devo andare perché se dopo ho visto che se va sotto il 30 è finita. Sotto il 30 è finita, non posso assolutamente rischiare. Vai. Mi è già successo di forare più volte, quindi... Poi... Vediamo se riusciamo a rimanere primi. Credo di sì, però bisogna capire il distacco. Sì, 4 secondi devo stare. Sì, bruciamo sicuro le gomme con la pioggia, col sole così. Devo stare sopra il secondo se voglio vincere la gara. Incredibile, incredibile. La stiamo portando a casa da ultimi. Dominio a Monza, ma stiamo zitti. Ho poco carburante, ma ce la facciamo. Signori, questa però è una vittoria legittima, senza penalità, senza niente. Questo è un dominio, il dominio. Come Biano. 2 vittorie e un 10° posto con l'ultima gara. The Panic, il classico The Panic. Vediamo Ammo, McLaren, Gray Mill. Se solo io penalità, ok. Cazzo. Non è matematica, ma abbiamo un bel vantaggio. Prossima gara. Mamma mia, il Nürburgring grande con pioggia. Ciao. Raga, una bella qualificazione, terza, perché tanti non sono riusciti a registrare il tempo, però siamo indietro dal primo, Durissimo il Nürburgring lungo, Il nostro Jack Hicks è 7º, quindi in questo momento non so come, ma siamo campioni del mondo. Devo fare un po' di punti, neanche tanti per la sicurezza. Mamma mia. Non posso permettermi troppi danni perché i giri sono... Mamma se l'è dura. Subito incidentone davanti. In questo tracciato ho dei punti tipo questo che vado a bomba, altri che faccio cagare. Quest'ultima tappa del mondiale 68. E questo inizia la parte veramente bastarda. Mamma mia. Qua mi supera bene. Cioè, ecco, a questo punto qua del tracciato faccio cagare i morti. Disastro adesso. Male questo first lap. In certe curve sono proprio lento, lo sento proprio. Primo giro completato. Ne mancano 4 però.
E non sarà semplice qua. Faccio bene la prima parte, In verità, per vincere il mondiale mi basta sto piazzamento. Però abbiamo capito che basta una curva per cappellare. Completamente. Vada, Vardio. Attenzione qua. Qualche errore c'è. Per fortuna. Anche qua godo però. Bel regalo qua, bel regalo. Torniamo secondi. 2 regaloni. Oh, brutti, mamma mia. Orrendo. Ho delle curve in sto tracciato che le faccio in maniera orribilante. In testa la corsa. Non lo so. Gomma al 50%. A sto punto qua non so farlo, Fioi. Però vedo molto indietro Jack X. Il mondiale, se non cappelliamo, è alla nostra portata. Ma stiamo calmi, stiamo buoni. C'è ancora tantissimo da fare in questo tracciato difficilissimo e con sta pioggia, fiore da piangere. Nessuno, qualcuno no, gente va ai box. Noi andiamo al prossimo giro. Ma lì, bruttissima questa. Presa malissimo, che questa molto male. Comincia però. Sta smettendo di piovere, però attenzione. Quindi chi è andato ai box la sta prendendo in culo. Attenzione. Guarda quanto rischia anche la CPU. No, pazzi, siamo primi, incredibilmente siamo primi. No, non ci credo. Ho perso. Dai, 2000 posizioni per. Ecco, questa è una roba che non sopporto. Un errore e sei fottuto, per carità. Ci sta, però con le gomme non so cazzo. Pensa, ero primo, un cretino sono. Peccato. Mo so cazzi veramente, perché ora tutto torna in gioco. Non piove più, raga, le gomme sono finite. Il 16% le gomme. Gomme finite, signori. Gomme finite. Proprio nel tracciato peggiore. Speriamo di non forare, se no so cazzi amarissimi. Tutti ai box, ovviamente. Gomme hard, certo quelli indietro non sono fottuti perché devono tornare ai box. Vai veloce, vai veloce. Per sicurezza, vai, mettiamo un po' di carburante in più. Tredicesimi, incredibilmente. Ai. Situazione abbastanza critica adesso. Adesso dobbiamo sperare o in penalità degli avversari o in errori degli avversari, se no rischio anche il mondiale. Secondo track.
Attenzione. Non capire dov'è Jack X. Guarda. Siamo tutti abbastanza vicini, però. Niente. L'è durissima adesso, l'è durissima. Questa non è una gara dove sono favorito, tutt'altro purtroppo. Non sono capace in sta gara. Ho fatto bene a mettere un po' di carburante in più, non so il perché, ma. Però qualcuno deve ancora andare. Attenzione, non è finita in tutti i sensi. Attenzione, non ho più track limits disponibili. Ah, ok, altri vanno nei box. Meno male. Però non vedo Jack X. Nono posto, pochi punti, il rischio è elevatissimo perché non vedo il buon X. Mondiale che si deciderà proprio alla fine. Vara. Maledetti. Adesso qua non sbagliano più purtroppo. No! Oh, brutto track limit, orribile. Un secondo di penalità. Non ci voleva minimamente. Il mondiale a rischio. Devo fare almeno sti 2 punti e sperare. Ma guarda, che schifo. Non ce la faccio mica, ho paura, di tenerli dietro. Vedendo la posizione di X, rischiamo di perdere il mondiale per pochi punti, mo ve lo dico. Vabbè, se succede, pazienza. Troppi errori nell'ultimo giro, ho fatto un ultimo giro veramente da cioccolataio. Sì, perdo posizioni a manetta. Male. Nono posto, ma sarà fuori dalla zona punti. Ora possiamo solo pregare e sperare magari di altre penalità a sto punto, perché non è che hanno tante occasioni. Aia. Sì, odio per X. Forse ce l'ha fatta. Terzo, noi fuori dai punti. Ai. Ah no, in realtà perdiamo il mondiale. No, se si punti di X magari Emil vince. Quindi fuori di poco secondi, peccato, però dai, come primo mondiale ci può stare. Sbloccato. Dai, stiamo sbloccando. Bene. Niente raga, purtroppo è andata così. Non siamo riusciti al secondo posto. Ci accontentiamo intanto. È un modo per rifarlo. Quindi ci sta. Prossimo anno abbiamo la stagione 1970. Raga, alla prossima. Ciao!